Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 5, questa è la Serie A, 15ª giornata. Di fronte ci sono il Turati e il Fly Brasil. Rama, subito col destro, la puntata, pallone che finisce sulla traversa, deviato, calcio d'angolo. Di Massimo, difende bene il pallone, se ne può andare, uno contro Linori, che gli toglie il pallone dai piedi. E serve Rama. Col destro Bednarski, palo. Si attarda troppo al tiro. Adesso ripartenza da quest'altra parte Rossetti. Tocco sotto e c'è il salvataggio, forse la palla è entrata, c'è il gol. Il vantaggio del Fly Brasil. Rimontato da due avversari. Scarica per Sella. Tenta la puntata. Fiorani. Da quest'altra parte per Franchetti col destro e c'è il pareggio del Turati al minuto 16 con il numero 6 Franchetti. Ancora Fiorani di fronte a Vallocchia. Serve Veneziano. Gli porta l'uomo molto bene Sella, che può andare col sinistro. Tenta la conclusione. Si distende sulla propria destra Sangi. Sarà ancora calcio d'angolo. Pericoloso il tocco del giocatore del Turati. Barberini col sinistro, a sorpresa, il 2-1 del Fly Brasil al 19esimo. Barbosa. Intercetta tutto Di Massimo. Ancora palla tra i piedi dei giocatori del Fly Brasil. Bednarski, il pallonetto, la traversa clamorosa. Vallocchia. C'è un po' di spazio per Bednarski, la conclusione è il palo. Palo del Fly Brasil. Rossetti, all'indietro per Linori, la palla sul mancino. Bednarski scambia con Vallocchia. Bednarski sempre e comunque la parata di Girolimini. Rama, contropiede, Sella ha la palla sul sinistro, evita un paio di avversari, è solo contro tre però. Sella, grandissimo gol col sinistro, si è liberato in mezzo a tre avversari e ha infilato Sangi imparabilmente da Bednarski. Lungo per Rossetti, si libera Rossetti col sinistro e c'è il nuovo vantaggio 3-2 per il Fly Brasil quando siamo giunti al 16esimo minuto del secondo tempo. 4 più recupero alla fine. Il cronometro è nemico del Turati. Bednarski sul secondo palo, c'è Vallocchia, strepitoso ancora l'intervento di Girolimini. Lungo il pallonetto, Vallocchia è solo contro Girolimini, Vallocchia la chiude lui, 4-2 per il Fly Brasil quando mancano 2 minuti alla fine. Franchetti, Sella fermato da Linori, pallonetto tentato e c'è il gol pazzesco da parte di Linori. Pallonetto 5-2, vince il Fly Brasil che si porta a 30 punti in classifica, sole 3 lunghezze proprio dal Turati.